dirò. Luisa, Dio buono, ma come sei sempre staccata sul telefono? Su Tabagia mi sta a chiamare il tuo telefono occupato, nulla, stagione per stellariare. Mamma, adesso che abbiamo preso possesso del nostro nuovo appartamento e dovevo farglielo sapere alla mamma di Nini. Sai mamma, Nini ha chiesto un permesso e presto verrà a trovarmi. Allora mi sembrava giusto fargli recapitare il nostro nuovo indirizzo. Ma sì, ma io la dica che mi sta a chiamare, però la dico fai apposta, ma sai come fa tutta pace? Io non dovrei vivere sempre attaccato al telefono. Su a me ogni tanto tu mi dassi una mano, a cosa fosse devessa, e non ti fare dire le mie gettuose. Anzi, mamma, va bene, va bene. però brava. Quando ho chiamato Donna Cammera e sistemava tutto sempre più campanello. Donna Cammera! Oh, Donna Cammera! Chiamate, che sistemava tutto sempre più campanello. Su da guardione piano! Va bene! Mamma! Oh! Mamma, passa già banda, va! Facciamo appuntare o letto a nonna! Buona mamma, tu come vorrai che fare con Donna Cammera? Quando finisci qui, da poi tu mi attenzi a te, va bene? Sì, mamma, però spicci, la nonna! Andiamo a letto! Ma già volta! E come hai a fare? Tutti i mattini la stessa suonata! Ma quando finisci là, tu come mi apre? Cosa tanta pazienza, passare a banda se inserviremo un parabenio. Andiamo concentrati. Chi è Titi? Ai, staccai! Ma come annassi, signora? Da quale comando, Donna Cammera? Noi siamo gente modesta. E a gente modesta non comanda. Ma prego. Ma che ne sto in piedi? Casa, settare, faccia subito che questa casa solo, prego. Sì, grazie, Donna Cammera. Vedi, la signora solo sa che non avessimo punctuare sto porto si casa. E quando vinceranno, tutto è più ufficio. Ma potevamo boccare sopra una scrivania pure della mamma. E come da un pochissimo. Certo, non è una legge, ma per me e la mia famiglia è più che sufficiente. Cara signora, inventesse una legge, che ci facesse chiudere in casa tutti quelli che erano chiusi. Tanto che anni già quando sono più purenti. Avete ragione, ma ora io non conosco. Sentite bene dietro capito? Sì. Io, signorina, vaio, Coniglio Serenella, mentre mio marito Vincenzo Campagna. Quindi, su cerca fide mia, voi ci decidi. O Coniglio se ne in campagna. Se hai a dire che stavo giocando, casa d'azienda Santa Femmina. Su cerco o posto un posta a nome di Coniglio o Campagna, voi sapete che si tratta di un omaggio. Pertanto, no campanello ci scriviamo solo Campagna. O Coniglio? Coniglio sogno io. Però no campanello ci scriviamo solo Campagna. Sì, ma se c'è pure un coniglio, io che c'è di tutto. Donna Cammera. Sì, stai venendo. Donna Cammera, ma scusate, quando ci viene una mano a mia figlia, non permesso. Sì. Vieni mamma, vieni. Perciò se c'è pure un coniglio, vediamo che c'è. E se in campagna, dica a me. Coniglio vai in campagna. Coniglio vai in campagna. Scusate, che c'è capo coniglio? No, prego, mi interessava. Ah sì! Che vuoi appartenere? Sì, e di chi? Che sacca? La signorina Marcella, massaggiatrice. Lei mi capisce, vero? Tutto cosa capito. La signorina Marcella non ci sta cacchio. Finito di fare massaggi, finito più schifo già se nasce, già se esci. Ora qua ci sta gente per bene, civile e signorile. Anzi, avviso, cercate di rivenire, perché su me marito ha avuto. Come massaggiare carina e buona spazio. Sì, ma sei la vaglia. Ma voi non sapete come insegnava a stare? Non saggio e non voglio sapere. E che di cosa organizza, ma non sanno nessuno. Dice lo scanzellino. Ma su chi deve nessuno a sapere che ci stava a casa? Notte a notte si campassano i buchi e si scomparissero dalla colazione. Shhh! Non sa dire, anzi, pigliate anni, forza, facete cucina da un solo.
va bene, facete così. Ma almeno potessi accomodare con voi. Mio, ma guarda che ti sciolgono qua! Tutto pieno da rosso! Fuori, uomo miloso! Fuori! Fuori da qua! Seni! Serenella! Oh Serenella! Non ti cazzo, come sei? Sogno! Era già fatta per questa stagione di lavoratore di tua mamma. Tempo. Sì, c'è una sola, Salmo Dio, e da Svizzera io sto là. Cosa tinta che sta finita, va? Io non lo faccio. Buono, tu sai che è malata, povera mamma. Vita buona e hanno anche che sta facendo una servalata. Ma come? Se un meglio si dà un tasso quando passa la soluzione. E invece no. No, se tu parti c'è cantare magari i medicini e i soldi. Ma come? Ma non ti stanchi mai di fare sempre il stesso discorso sopra della mamma. Ragione hai. Vai a vedere che sarebbe i soldi per scusi. Devi sapere di viso e portare lo spizio. E certo, fai presto a parlare da così, picchina niente mangi, ma fino a quando pace eterno mi dura forza. La mia denare. Fino a quando Dio mi dura forza di farlo, sarò io ad accudirle e servirla. Chi se poco, ma sicuro. Va bene, allora facciamo un discorso. E niente, giudicisti hanno una carmela un po' fatto dopo campanello. Se giudice. E può cantaranno la vecchia in collina? Io veramente che sto mi scudai, ma ora faccio chiamare e ci dico, non ti preoccupare. Senti, ma tu a me ci fossero padroni in casa? E da Stefania. Ma sai come che io sul telefono uso sempre occupato? Mi sapevo da codice spaziale, ma che può essere? Finirei una mattinata sana, sempre occupato, sempre. Era messo male. Sì, era messo male, perché io non stacco, io occupo definitivamente. Va bene, va bene. Piuttosto, ci pagassi che sarebbe morte padroni in casa? Magari, ma senta quando sono morto vostro? Guardi, signore mio, quando sono state morte. E mi disse, signor Campagna, la prego di essere puntuale nel pagamento della pigione. Sa, la vecchia inquilina era puntualissima. Io giustamente ci dissi, ma sta signora va a avere qualche marito che guadagnava troppo buono, ma quantomeno mi sarei impegnato nella puntualità. Ecco. Giusto giudiciste. E il giudiciste che ti fanno da camera da letto spanne acqua. Giudizi. Sì, però tu sai come rispondevo? Come? Mio compagno mi ha potuto da paga più buono, che ci nascava le champagne sul tetto. E ce l'ho. Ma volete che c'è E allora volete dire che a notte lo toccamo con l'ombrella. Ma cos'è pazza? Dico io. Ciao papi! Ah, bene, mentre siete già per lui, vi dico una volta sola. E non lo ripeto più. Il telefono serve per conversazione, per comunicazione, non per conversazione. Invece audio. Ma va bene, questa mia, perché io sei benissimo di vedere un telefono sempre occupato. Ti ringrazio tanto per il tuo interessamento, caro Roberto, ma lo sapete benissimo che le mie telefonate hanno sempre una giustificazione. Lo frate ragione anche. Fino all'usione ho visto che ti facevi i compiti a tua compagna con il telefono. Ma Santa Carusa non mi occupi, tu telefono è una tasana per fare dei compiti, perché non si dice bene le carte. Non poteva ne essere. Io non ti dicevo tu. Ma tu perché non ti fai l'affare tua? Se tu puoi fare, che adesso c'è che sempre da fare me. Io! Tu, se sei tu, Basta, che sono mio pedugia. Ah, piuttosto decidere chi si distrae e non si dà scuola. Mandata l'acqua. Piuttosto. Ma io ho bisogno dei logaritmi per andare a scuola. Sì, non proprio capito, magari non siamo capiti. Anch'io. Carusi, ma te bambine ci devo a scuola. Non capiamo logaritmi. Madonna ignorante. Ferma. Pronto? No, non sono il tuo cuoricino. No, sono gioiato. Sì.
Ora vai un po' a dare e ti chiamo un po'. Lo do anche. La moneta. Pronto? Ah, moneta! Ciao, che gioia, siamo arrivati. Sì. Sei arrivato? Sì. No, io non posso uscire. Sì, ma non ti preoccupare, manderò qualcuno. Sì, manderò qualcuno da andare a prendere, sì. Anche io tanto. Sì. Va bene, ci vediamo dopo, Sì, chiudi tu. No, dai, chiudi tu. No, chiudi tu. Roberto, posso parlarti? Perché un domani non stai facendo? Non capisco questo tuo atteggiamento. Ma volete dire per biglietti da festa di domenica? Tu che tu sai? Va bene, te li procurerò. A patto che tu ti incontri con Nini. Tu lo conosci Nini, vero? Certo, perché è un ragazzo da uno sguardo intelligente. Che appena ti conosci meglio, sa quando si crede. Vabbè, se non puoi aiutarmi non hai che dirlo. Ma non fare il deficiente. Se una lira ci faceva la settimana e chi si sapeva, ma da te bene da te, ora è tempo a cangiare i soldi. Ci vuole. Se si usano che ci vogliono mai casse, ma sui deve venissero come se domani. Non vuole dire. C'è casca di nulla, no? 2.000 lire. E che fai con 2.000 lire? Tu che non sai quando come spendere le 2.000 lire, Tanto è vero come domanda a me, e ciò Ma io dico, ci può non bastare mai, non me la lì qui che passa Caruso, se pare cane, su lui Caruso, vai, il Pienzo, la taccina fa qualcosa su vecchio. Perché stavo giù una lire, avanti e basta. Ma così non fai passare un pedetto. Ma non possiamo un cucino, ma con lui. Ma perché quando si paga la cucina? 5.000 lire. Siamo lui 10.000 lire. 10.000 lire. Ma stiamo scherzando. Fai così, piglia la cozzina e la fai vedere il campo. Una bella televisione che abbiamo, ti puoi vedere il film di ora a domani mattina. Avanti. Vincenzo! Oh. Ma vuoi capire che i Caruso al cinema mangiavano solo per tagliare su film? E campola non capo a te! Voglio vedere se sul discorso faceva i suoi racconti pigliati. Va bene, forza per caffare. E ti puoi scrivere che amico? Grazie papà. Arrivi. Ma com'è che ogni volta faccia andare il professor del Caruso a magliarmare tutta sta pasta? Sai che ce l'ha su tutta la mia vita. Ma non stipendio che druga è. Ci eravamo così, cavo sulle scarpe. Ma che saccio? Su invece che la mamma ci dasse la mano, caso funzione, fosse... E che? Stavo comentando di nuovo che questo discorso sopra le mamace. Mamma, ha voluto sempre bene. E anche se finanziariamente non c'è venuta incontro, deve riconoscere che l'abbiamo sempre sfruttata. L'abbiamo sempre sfruttata, no auto. Ma non solo, ci ha aggravato una posizione familiare, fatta ma essere per dire che l'avevamo sfruttata. Fammi piacere, va. Sì, l'abbiamo sfruttata. Tu guardi Caruso quando erano uniti. Ogni volta che avevamo amici non c'erano mai problemi. C'era sempre io che la si teneva. Isso poteva succedere una volta l'anno. E quando succedeva, loro quando faceva, attendere si deve arrivare. Su se va a piaceriti, si metteva su 3 anni, poi poteva dopo libro e cominciava a cacciare. Non su quello se lo sapevo che se figlia, fammi un favore, non mi buttare più. Vai. Sì, ma lo cristiano. Mamma ha avuto sempre debole per tia. Tu ruolo io non conosco matrimonio. L'unica che giangeva era Ida. Tutti spesi erano Caruso. Da quando mamma ha fatto fare bene sta casa, ha portato solo l'allegria. La madre una volta sola, diciamo. E quando? Ma quando cascava sono più aia. Sì, ma lo cristiano, che basta. La volava rompere io, la pagava e non stati in famiglia. Fermo. Pronto?
Sì, no, non posso uscire. No, va bene, ci vediamo domani. Ciao ciao. Dica, dai, fai un tuo taglio. Taglio. Se andrà a casa, io esco. Sì. A cantare le sigarette. Va Va bene? Va No, bene. se stai. Sì. Vincenzo! Oh! Nulla. Giusto! Ah già! Adesso non ti posso tornare a sta casa! Allora! Come? La stupida mi ha chiesto la bustina. Liscio, io scrivo. Samuele, quando è chiamata la cambiare, mia moglie ha fatto andare di sopra la panza. Donna Carmela! Donna Carmela! Chiamate, non ho bisogno di voi! Ma non è un peccato. Donna Carmela! Non ti pulisca! I genitori, piedi. Ai, stancati. Capre, questo domani. Va bene? Donna Carmela, tu non mi scusi dire che cada banna accende andranno vecchio per la saua di Fumarina. E siccome hanno mangiato niente, faccio a potete pigliare. Ma prego, è comodato, ma se non è vero, state. E non è venuto casino a casa vostra. Certo, ma l'ho ascoltato. Signorina, quando viene vado qui, ti faccio venire a pigliare. Grazie, donna Carmela, grazie. C'è cosa più. La figlia. Ma dicetemi una cosa, che sopra, che c'è sul piccerino? Che pare che la mattina, ma mi sa cascato dentro come andiamo giù. Piccerite, caffè. Piccerite. Ricercazza c'è. Signora Fisichiera, che è stata a porta. Che fa? Casata a porta, per fare la cura di Macrante. Ma voi che danno posto che capite biondi? Biondi. E quando Ma scusa, l'ho già pescare. sì, Ida, ma ora te ne davo un sacco come una pavona. Ida, si fa di ogni chimicionna. Ma davvero, ma non da tazzina, ma una parrucchiera che c'è angolo. Guarda, c'è una signoruzza con un parrucchiere nelle granghie. Ma sappi tutti i pettegolezzi di tutto il quartiere, tutto, non ci sfugge niente. Ida, però se veste fina signora, se dite che si spende i soldi. L'occhio andava magari buono lei, ma che ci fai? Tu come sta sta marito? Ma sa c'è una vita che non fa? Sa marito è molto uscire da catastro. Non mai guadagnato tutti i soldi che ha spendito. Sa furare che su di crimi spendi 100 da un mese. Crema primana, esci. Crema pibrazza, esci. Crema pinata, esci. Creme pavanza, esci. Oh, tutte queste creme sanno buonissime. Sì, la prima da toccare. E sa marito pure, la sta chiudendo il cuore, sa fatto cantata, campano lenta non la noia, campano lenta non la noia. Fina che Ma io. perché non è da me? A buono perché ci va a scegliere, ci va a spugliare, ma fanno come un una pelle fresca e fina, capanna, camusa di vent'anni, adesso che c'è cazzo? Sì. Allora le cangiare, ma sulla di cannola. Una cammella. E a prossimo. Ma dicetemi una cosa, Parassi. sta signora Fisichiera, quanti anni ha? Boh, che questo non l'ha saputo mai. A sapere che ogni anno, ma non mi ha cattato i cittadini. Io questa testa che non mi leggi, ogni anno ci faccio, signora, quando ci ha cattato, sa proprio come le spulmo. Donna Carmela, sempre in treno,
bella, come sempre. Sono bloccata oggi! Ma c'è tu poco. Ma che Mamma, mandiamo Luisa. subito, mamma, non la cammina per me! Ma ci sono un po' a casa sua. Donna Carmela? Dice- No, però c'è il giorno notte, oggi torniamo solo. Non facessi chiamare. Ah, va bene. Io, quando vi l'ha chiesto, va bene, vieni. Va bene da vedere. Ma scusi, ma le capisce come mangi? No. Ma sicuro? Si sbaglia. Ma scusate, ma prego, s'accomodi. Vieni! Sta comodo, non ci stare avanti. Sì, grazie. A casa deve ne stare. A casa di Marcella. Nini, che non voglio rivederti. Solo che mi sembra strano vederti qua. Ma perché? Che cos'ha questa casa? No, è che mi ero abituato alla casa di prima, tutto qua. Vieni, raccontami della vita militare, vieni. Nini, ma che cos'hai? Ma voi altri che rapporti di parentela avevate con la vecchia? Con i vecchi inquilini? Ma quale parentela, Nini? Noi non li conoscevamo neanche. Piuttosto, hai parlato con tuo padre? L'ho fatto sì, ma non ne vuole sapere. Mi ha fatto capire chiaro e tondo che il matrimonio da lui progettato con la figlia del presidente del suo partito politico si dovrà assolutamente fare, non ne vuole sapere. Tuo padre è un mostro! Si preoccupa più della sua carriera politica che della nostra felicità! Lo so che è una situazione assurda, ma non ti preoccupare. Io non mi lascio abbindolare così facilmente, a costo di tutto. E adesso fammi andare, che devo visitare la licenza del distretto, al mio distretto militare. Vado così. Va bene, Va bene. però fai qualcosa per la nostra felicità. Non ti preoccupare, farò di tutto, te lo prometto. Fammi andare. Ciao. Che hai amato? Bene, c'hai. Male? No. E allora che fa? E che disgraziato. Ma perché dici questo? Lo so io, mamma, lo so io. Io come vai a fare questa carusa? Roberto! Ma Roberto, venga, mamma, che sì? Che c'è, mamma? Roberto, senti una cosa, ma chi ha da solo? E che ne sai, ci piace dove lei? Ci spiai, io sai che per io. Carietta sgraziata! Roberto, che ben attivi! Non rido, Mamma, ma che stai dicendo? Vieni, ho un bravo ragazzo, nessuno cosa avrebbe saputo fare. che dici? Non ho mai detto per bravo tu a fare queste cose! Mangi! Io che tu siete, Sono un po' esagerata. Dove si nasce? Come chiamavo Giovanni Francesco? Eppa! guarda così, perché non si immagini! Che dicevo, Ma Roberto, cerca di scoprirmi dove c'è da solo. Amica, io la stai tranquilla. vabbè, ora che non ce l'hai. Ecco, facci. Pronto, casa campagna. Oh, ciao Maria. Figlia, siamo. Quando nella casa ci sono i figli, i problemi non mancano mai. No, non l'ho visto. Come mi sa sistemare e che stai succedendo ora? Ma come se leggi? Ui! Brute! Altri di speciale! Santa Barbara! Luisa, Rica, che stupa! Che vede ragazzi! Una cosa brutta! Che fu? Ma cosa? Grande speciale! Vabbè, sta Luisa, sta un po' qui. Qui è Luca, chi dalla telenovela, chi dalla Italia mamma. Oh, bestia. Ma dovete passare due capire, chi sono storie di vita.
facevi? Non voglio sentire, ma giusto andarci. Vedi? C'è te scanda mia. Non ci vuole, no? Si suona tutto l'apparato cascio. Sì, a tu sta tirando, senza preparare la testa. Ma così. Pronto? Sì, signore. Buongiorno, buongiorno. Moghieri? Sì, venuto che ci chiama, venuto. Serenella! Senti, mi dica, c'è la sarta! Vincenzo, padre Gesù, aiuto, non posso lasciare! Signoruzza, no, moglie non può passare perché c'è una chiamata urgente e non può bene, devi sapere. Ah, va bene, ora ci dico. Serenella! Senti, vista la sarta, su ci puoi venire vestiti lui, che compra un vestito. E lui è possibile perché c'è la puntata del Giudaculle! Signora, è impossibile, ma lei stesso c'ha la puntata più sulle. No. Ah, vabbè, venuto stasera, vabbè. E Serenella, stasera all'otto! Stasera all'8 c'è la puntata del Dallas! Signoruzza, stasera siamo tutti quanti a Dallas. No, niente, stasera. E ora ce lo dico, un minuto. Serenella, domani mattina 9:30. No, domani non è mezza che i ricchi piangono! Signoruzza, domani mattina 9:30, magari si piangono. Sì, no, non può essere. No. Scusate chi ci dico? Alle stesse come? Sì, alle stesse come, va. Buona giornata, arrivederci. Alle stesse come. Serenella, perché mi stai dicendo per cantare un pane? Quando finisce la per essere su... Non volevo, si sta sentendo magari del capo. Ormai ci abbiamo dato fino a Vaucio per tutte le pensieri. Ah, non è niente di tutto questo. Ma allora chi Si tratta di me. è? Che sulla lavoro? Dimmi. E certo come devo parlare. Allora, tu lo sai che io ti dici, c'è stato ha organizzato un matrimonio Con la figlia di un suo ricchio notabile amico. Tu là. E ti pare poco, ti pare? E tu non conosci il papà di Ninì? Non lo sbagli, perché uno che ragiona così si fece conoscere, è comodo. Ora, se Nenito vuole veramente bene, saprà come comportarsi. E allora che mi consigli di fare? No, sto carità, vuole papà, no, questa è una cosa che da vedere tu e me. Roberto! Luisa! Presto! Madonna! Andiamo! E la mamma risponde! È fritta! È viso! Presto! Chiama il dottore! Roberto no! Non c'è bisogno che chiamo il dottore! Mamma, coraggio! Roberto, chiama donna Carmela! Che coraggio! Povera mamma! Che succede? Una volta! Vincenzo! Mosso, commosso, brutto. No. A chi? Che fu? La mamma! No! Sparisce la passione! No! Non può venire! No! Dice a lui che si è signoruzza, non mi chiede cuore, non so troppo, poi ci sarà
Eulalia. Un bicchiere bello prima. Una cosa, Roberto. Dai soldi. No, qua sono tutto come un osso. Adesso io dai. Che domande stupide fa faccio? Vai che farò dei fiori. Ecco. L'acciaio. Ah, questi 500 euro. E ci picchi? Ma se pure sì. No, ma 500 euro da fare un reservation che ci posso pigliare. Ma se pure sì. Aspetta, vieni qua. Vai a fare dei fiori e ci fai fare un bello cuscino. E ci dice che non passo io. Vabbè, ma ci posso fare un bello cuscino. Ma che si credino? Il tuo matarazzo cuscino. Una cosa buona bella. Scomparire ma manco una palla carne, va bene? Ah, una cosa buona. Forza, e poi passano un po' di storia e ci dice venire che stila la luce per la morte, così prima la lavavo e poi ci attende. Forza. Vabbè. Vincenzo, Oh, tecca, oh padre. mettete sta lattanina. Che poi quando muore da maggio non è tutto nemico. Vincenzo, pensaci tu a pensare a Marietta. Il numero sono dato, la rubrica, il giro telefono, stai a festa. Un tempo che ci vuole. Che possiamo ci sta, sai? Io come pigliare non fare una saltata. Un salute! Ma c'è tanto male. Cosa può? Se come la stella al mare sole e a peggio la dottorina. Che facete? Non facete passare davanti prima a mia. Non prendere un specchio per non volerlo. Che la voglia? Oh, signore ce l'avete, eh? Un signore ce l'avete. Lo sapevo.